In occasione del Giorno della Memoria, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ne sottolinea l'importanza, definendo il ricordo un debito morale nei confronti delle comunità ebraiche e dei perseguitati dal nazismo. Solo alcuni, ricordati come giusti tra le nazioni dallo Stato di Israele, hanno rischiato la propria vita per salvare quella di decine di ebrei. Tra loro 59 erano veneti, uomini e donne non conosciuti, persone qualsiasi, la cui coscienza li ha spinti al non passare oltre. Chi salva una sola vita salva il mondo intero, ricorda Zaia riportando questa frase del Talmud, spesso recitata in occasione di questa ricorrenza. Per il governatore il coinvolgimento dei giovani, veri protagonisti del presente e del futuro, in questo giorno rimane fondamentale affinché dalla conoscenza dell'Olocausto prendano atto che il male ha segnato la storia dell'umanità, ma anche che ognuno di fronte ad esso può scegliere da che parte stare. Zaia seguirà le celebrazioni unendosi alla comunità ebraica di Venezia, testimoniando la vicinanza dei veneti nel ricordare la Shoah e l'impegno contro qualsiasi forma di antisemitismo. A Chioggia il giorno della memoria sarà commemorato sabato 27 gennaio in Corso del Popolo, a partire dalle 10:30, quando le autorità civili, militari e religiose si riuniranno per l'alzabandiera allo Stendardo in piazzetta 20 settembre. Di seguito le allocuzioni dalla Loggia dei Bandi e la deposizione della corona d'alloro al Monumento ai Caduti. Infine ci sarà la deposizione della corona d'alloro anche sulla lapide commemorativa presso la biblioteca comunale, dedicata ai chioggiotti vittime del nazismo nei campi di concentramento. La cerimonia sarà accompagnata dal trombettista della banda musicale cittadina. Dal 1978 a Borgo San Giovanni a Chioggia la pasticceria Serenissima propone la sua caffetteria, la sua pasticceria artigianale, dolce e salata, e le gustose torte per tutte le occasioni e ricorrenze. Gusta la tua colazione alla pasticceria Serenissima con la sua selezionata caffetteria e le sue brioche artigianali. Pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni, a Chioggia.